Sciopero di 8 ore e presidio di una cinquantina di lavoratori già dalle 5:30 del mattino all'ingresso 9 di Via della Chimica di Porto Marghera, con la conseguente congestione del traffico. In tilt per ore la protesta al petrolchimico contro Versalis ed Eni. Ci hanno chiuso il cracking 2 anni fa. Gli impianti che ci hanno promesso come sostituti per il cracking oggi non è finito, è ancora uno. L'unico impianto esistente, non ancora terminato, dei previsti 3, è quello del riciclo meccanico della plastica. La protesta per avere notizie da Eni del piano industriale ancora latente, dicono i portavoce delle segreterie territoriali. È da più di 1 anno e mezzo che sono assenti, non siamo mai stati convocati a nessun tavolo. Questa è una delle iniziative, magari la prima iniziativa, perché ne seguiranno altre, se ancora Eni, Versalis non capisce che effettivamente esiste anche Marghera. Centinaia le famiglie dei lavoratori coinvolti. Come Versalis abbiamo circa 300 persone che sono in qualche maniera coinvolte in questa chiusura. Versalis in questo momento non sta dando delle risposte alle richieste che noi abbiamo fatto e che dalla chiusura del cracking stiamo aspettando. Lavoratori che chiedono che il polo veneziano venga menzionato nei piani del Ministero. Ultimamente con il cambio ai vertici c'è stata una pulizia dirigenziale e siamo in netta e grosse difficoltà.